Bentornati in diretta, come vi avevo anticipato nel collegamento di prima, torniamo a parlare di economia e in particolare di riforma fiscale e pensioni. Infatti vediamo dall'articolo pubblicato su Verona Economia proprio oggi, FNP CISL Veneto ha annunciato che nelle tasche dei pensionati veneti ci saranno quest'anno 180 milioni di euro in più grazie proprio alla riforma fiscale. Qui abbiamo una foto di Tina Cupani, segretaria generale della FNP Veneto, che abbiamo proprio in collegamento. Benvenuta Cupani. Grazie, buonasera. Allora, come mai? Beh, intanto una bella notizia, finalmente una buona notizia. 180 milioni in più nelle tasche dei pensionati veneti. Da dove saltano fuori questi milioni? Noi abbiamo fatto un'elaborazione tenendo conto dei numeri del pensionati Veneto e quanti sono attualmente da un punto di vista fiscale quello che viene trattenuto rispetto alle retribuzioni e alla no tax area. Quindi noi abbiamo elaborato con lo sviluppo delle nuove aliquote IRPEF, con l'aumento della no tax area, qual è l'impatto in meno che fiscalmente avviene nelle nostre pensioni. Quindi il dato che è riportato nel comunicato stampa è il dato che esce da una elaborazione che noi abbiamo fatto rispetto ad un'applicazione delle nuove aliquote e dell'incremento della no tax area. Quindi è un ragionamento che noi facevamo un po' da tempo per evidenziare che da un punto di vista di carico fiscale i nostri pensionati insomma restituivano un po' troppo allo Stato, e quindi questa nuova elaborazione ci permette di ritenere ottima l'azione che si sta svolgendo adesso come sindacato, chiedendo di restare ai tavoli, perché la proposta che è stata fatta, quella ultima con queste nuove aliquote, di fatto dà un'agevolazione e dà un sospiro anche economico ai nostri pensionati. Quindi il ragionamento parte da lì, da elaborazioni, da sviluppi che noi da tempo abbiamo rispetto alla fiscalità generale nel Veneto, con particolare riferimento ai nostri pensionati. Pensionati che in Veneto, seguo proprio i dati riportati nel comunicato, sono 1.277.160 e ogni anno in Veneto, sempre riportando i dati di FNP CISL Veneto, nella nostra regione arrivano 25,1 miliardi di euro di pensioni e allo Stato ne tornavano 6,1. Con la riforma il gettito fiscale scende a 5,93 miliardi. Sempre nel comunicato Cupani leggo che questa operazione ha favorito la fascia media dei pensionati, mentre per la fascia fino ai 15.000 euro non cambia sostanzialmente nulla. Sì, in effetti questo è un aspetto che noi contiamo di portare avanti con il tenere i tavoli e non chiudere l'accordo con il governo. Noi sappiamo che ci sono delle questioni che non sono state completamente risolte, di quella fascia di aliquote che in questo momento non trae beneficio dall'operazione prevista dalla legge di bilancio. Come noi cerchiamo di insistere sempre tenendo aperti i tavoli, tenendo aperta la trattativa, di riuscire a portare a casa anche tutta la parte che riguarda la 14ª mensilità, e quindi aumentare attraverso una nostra proposta, che è quella di innalzare la soglia rispetto alla quale si può ottenere la 14ª mensilità. E quindi queste due azioni noi contiamo di portarle avanti tenendo aperti questi tavoli, tenendo aperto queste trattative, perché è l'unica possibilità che noi abbiamo di portare a casa qualcosa che vada a favore dei nostri pensionati, che, come abbiamo detto anche nel nostro comunicato stampa,
da anni non avevano all'interno della finanziaria manovre che portassero delle agevolazioni e dei favori, delle situazioni di favore rispetto al nostro mondo, al mondo del pensionato. Quindi per noi è stato importantissimo quello che abbiamo portato a casa finora. Sarà importantissimo continuare a rimanere a quei tavoli e portare avanti la trattativa, perché questo i nostri pensionati si aspettano da noi, perché il risultato concreto è quello che stiamo dando ed è l'azione che noi vogliamo continuare a svolgere. Quindi avanti con i tavoli, avanti con le trattative. Il compito di sindacato è di non abbandonare mai il tavolo e cercare di portare a casa il più possibile per chi si rappresenta. Insomma, un bel segnale di apertura, di distensione, non di scontro, ma di collaborazione chiaramente con il governo per portare a casa i risultati che state già iniziando a portare a casa. Chiudo con una nota che riguarda lei. Lei è segretario generale FNP CISL da settembre, quindi da settembre di quest'anno, da circa un paio di mesi. Chiaramente con che stato d'animo anche ha assunto questo ruolo importante in un periodo che carica le istituzioni di grande responsabilità, tra l'altro. È di grande responsabilità anche da parte mia. È un mondo a cui mi sono avvicinata appunto da pochi mesi, ma del quale sto conoscendo e approfondendo molte tematiche che sono, insomma, per me di grande motivazione, di grande spinta, non solo a rappresentarli, ma anche a portare avanti tutta una serie di richieste, di battaglie. A partire comunque, e questo rientra anche nel tavolo delle trattative e nella una prima apertura da parte di questo governo, è sulla legge, una definizione di una legge sulla non autosufficienza, che regoli un po' tutto questo aspetto che entra a piè sospinto nella realtà di ogni famiglia e che necessita non solo di una norma generale, ma anche di finanziamenti dedicati. Le famiglie e gli anziani non possono essere abbandonati con i loro problemi di fronte a situazioni che sono a volte all'interno delle famiglie delle vere tragedie, che li toccano non solo da un punto di vista umano, ma anche da un punto di vista di sostenibilità economica. Quindi la non autosufficienza per noi è una questione che vogliamo portare sempre avanti come tema. La situazione nelle nostre case di riposo, quindi anche lì essere attenti ad una gestione che sia da un punto di vista di non solo di cura alla persona, sulla quale non abbiamo nessun dubbio, ma anche di dare la possibilità a questi anziani di avere rapporti con i loro cari, perché questo sta mancando purtroppo con i Covid. Quindi, ecco, e poi c'è tutto l'aspetto, se mi permette, anche dell'invecchiamento attivo, quindi creare progetti, creare anche iniziative e percorsi per chi è pensionato, ma non ha problemi da un punto di vista di salute e ha necessità che ci sia un intervento con progettualità, e qui i fondi del PNRR ci daranno sicuramente una mano per poter vivere questa seconda età, la chiamiamo terza età, con serenità e con attività che possono essere progettualmente definite. Grazie Tina Cupani, segretario generale di FNP CISL Veneto, per questa preziosa testimonianza, e in bocca al lupo per i prossimi mesi che saranno di grande impegno. Quando vorrà noi saremo qui. Grazie, noi saremo sempre a disposizione per parlare con voi e con chi vi ascolta. Buona serata, grazie. Grazie, buona serata. E noi adesso lasciamo spazio all'informazione e poi torniamo per un'altra intervista.